Bentrovati a tutti, eccoci di nuovo qua col nostro appuntamento del tè con i missionari. Oggi, 15 ottobre, sempre con la mia tazza di tè, ho invitato a casa un missionario, anche questa volta un po' lontano, ma che ci è vicino con il cuore, ed è Padre Angelo Casadei. Ciao Padre Angelo! Ciao, ciao a tutti. Sempre un bel ricordo di Vittorio Veneto. Oh. Allora, benvenuto con il nostro tè. Sono qui proprio per offrirti una tazza, anche tu hai la tua tazza, ecco, di lei. Sì. Ecco, che tè preferisci? Raccontaci. Ma in questo momento ho un tè verde. Un tè verde è buono, è un tè che depura il tè Sì. verde, ma è originario lì delle parti dove sei? No, questo è importato. Arca, Importato. arca. Qui producono più caffè che tè, Ah, veramente. più Però caffè, bevono beh, anche sì. molto, molto caffè o tisane più che altro. Tisane anche che fanno in casa, perché qui c'è molto il culto delle varie tipi di erbe, no? E allora in casa anche loro prendono varie tisane raccogliendo direttamente dall'orto le varie erbe, no? Che E meraviglia. noi nell'Amazzonia facciamo anche il tè di coca, che Eh, è un'ottima tisana anche. Davvero, ma dà effetti particolari o no? Perché Federico qui che è con noi della tenda TV sta sorridendo, quasi a dire vorrei provarlo, ecco. No, adesso con la coca si possono fare vari prodotti, no? Tra cui il tè di coca. Noi lì nella foresta amazzonica è una pianta comune, anche le comunità indigene lo utilizzano moltissimo anche per i loro riti, e per il mambeo, per tutte queste cose. E noi lì nella nostra canonica abbiamo anche una pianta di coca che ogni tanto, alla sera soprattutto, si può fare un tè di coca anche. Però Che non, coca non è cocaina, perché beh. molte volte noi come malediciamo questa pianta, Sì, però sì, per poter estrarre un grammo di cocaina ci vogliono molti chili di coca, quindi di foglie di certo, coca. certo. Che E la bello. pianta di coca ha molte proprietà, ha calcio, ha proteina anche, quindi è un'erba medicinale quasi sacra per le popolazioni indigene. E noi che Sì. l'abbiamo come maledetta in un certo senso, no? Sì, l'abbiamo Però è una sfruttata. pianta sacra, sacra per Sì. le popolazioni indigene dell'Amazzonia e anche delle Ande, no? Che meraviglia, che belle queste cose che dice, proprio fa parte del processo culturale, no? Quindi è bello ed è vero che quando si innesca un processo di consumo, no? Di uso per il piacere, una cosa sacra diventa poi profana e diventa qualcosa che non è a favore dell'uomo ma è contro, perché alla fine no? Crea dipendenza, crea malessere e invece ci hai riportato all'origine. Grazie Padre Angelo, bella questa riflessione anche sulle proprietà benefiche delle erbe, no? La differenza fra il tè e le tisane, no? Quindi due cose distinte, due modalità e quello che è connesso all'uso del tè. Bello, molto bello, grazie. Quindi tu ci hai già, come si dice nel gergo di oggi, spoilerato che sei nell'Amazzonia, ma dove sei precisamente? Perché qui vogliamo capire dove ti trovi in questo momento, cosa stai facendo. Bene, io mi trovo nella foresta amazzonica colombiana, sì? Ai piedi praticamente dove incomincia la foresta amazzonica, ai piedi delle Ande. Se esiste la foresta amazzonica si deve anche alle Ande e dalle Ande anche partono i grandi affluenti di quello che è il Rio delle Amazzoni, che è praticamente la colonna vertebrale dell'America Latina, perché nell'Amazzonia ci sono 9 paesi che hanno parte dell'Amazzonia. Certamente la gran maggioranza ce l'ha il Brasile, 63%, noi ne abbiamo
ne abbiamo appena il 6% dell'Amazzonia in Colombia, e io mi trovo in questo momento, mi trovo proprio alla porta della foresta amazzonica colombiana, che è Florencia, la capitale di una regione qui della Colombia. Io da qui, adesso mi trovo qui, oggi fra poco all'una partirò per andare nella mia parrocchia e andrò per il fiume Orteguassa, che nasce proprio nella cordigliera delle Ande, e fino a Solano, e sono 3 ore e mezza con una barca veloce, sì? Vai 60-70 km orari più o meno. E qui lo chiamano deslizador, linea. E proprio lì dove si incontra il fiume Orteguassa con il fiume Caquetá, Caquetá quello che dà il nome poi alla regione, e il fiume Caquetá poi arriva fino al Rio delle Amazzoni. Ecco, in quel punto lì dove si incontra il Rio Orteguassa e il fiume Caquetá, lì c'è questo paesino Solano, Solano, un paesino di 3.000 abitanti. La parrocchia ha come 106 villaggi, adesso la stiamo dividendo in 4 parrocchie. E, bene, dove sono io, in questa zona di Solano, ci sono, come dicevo, 106 comunità, 16 sono comunità indigene, gli altri sono comunità, noi chiamiamo di colonos, contadini che sono venuti da varie parti della Colombia per cercare fortuna o una nuova vita in questo territorio. Colombia ha vissuto anni di grande violenza, e allora molti sono venuti perché spinti per trovare un posto dove ci fosse più tranquillità, dove potessero avere una terra per coltivare. E in Colombia purtroppo esiste ancora, non esiste una vera e propria riforma agraria, quindi ci sono questi grandi latifondi, quindi un contadino che vuole avere un pezzo della sua terra la va a cercare in questi territori dell'Amazzonia. Bene, io lì non sono da solo, c'è un altro missionario con me, 4 suore e 2 seminaristi di una archidiocesi della Colombia, l'archidiocesi di Bucaramanga, che fanno il loro anno di pastorale, e allora fanno un'esperienza missionaria lì nella mia parrocchia. Per un colombiano di Bogotà o di Bucaramanga, di Medellin, di queste grandi città, venire nell'Amazzonia, venire lì nella parrocchia dove sono io, a Solano, è come andare in un'altra Colombia, andare in un altro paese, perché la realtà è totalmente differente da altre parti della Colombia. È un'altra Colombia. Molte volte loro la chiamano come un'altra Colombia, l'altra Colombia, no? E quindi è lì noi accompagniamo le comunità contadine, le comunità indigene, e così li visitiamo. Il territorio, come dicevo, è molto vasto, ci muoviamo soprattutto per fiume, non ci sono strade, stanno cominciando a costruire dei sentieri, però il movimento è per fiume, dove hanno disboscato purtroppo ci sono dei sentieri, allora uno va a cavallo e va a visitare i villaggi un po' più all'interno. Lavoriamo, siamo più o meno 15, 14, 15, 16 missionari che lavorano in questo immenso territorio. Questo vicariato ha 8 parrocchie, 3 si trovano lì dove sono io, a Solano, e le altre sono a Puerto Leguízamo, La Tagua, lunghi 2 grandi fiumi, il Putumayo e il Caquetá, che praticamente attraversano questo immenso vicariato. Verso Leguízamo, verso l'interno, perché uno poi scende per il fiume Caquetá, dopo Solano ci sono altre 4 ore di fiume, arriva alla Tagua, e un'ora di macchina arriva, è l'unica strada che c'è, sono 20 km, arriva a Puerto Leguízamo, che è la sede del vicariato. Quindi in questo immenso territorio
dove non è molto popolato perché siamo nell'Amazzonia, grandi estensioni, non c'è molta popolazione. Nel sud, da Solano verso la Tagua e l'Eghisimo, sono moltissime comunità autoctone, indigene, di varie etnie. Ci sono soprattutto Murui, dove sono io, sono soprattutto Coreguache, e, e altre tribù, però sono soprattutto di queste due grandi gruppi etnici. Senti padre Angelo, senti, intanto che sorseggi il tè, allora, intanto grazie della presentazione perché per noi Amazzonia è qualcosa, è una parola, no? Molti di noi non sanno neanche di che cosa veramente si tratta, però se ne parla tantissimo in questi giorni, soprattutto connessa alla questione dei cambiamenti climatici, perché sta accadendo qualcosa di pesante, no, in quella terra. Ha introdotto il tema delle tribù, di queste popolazioni indigene che hanno una propria storia e mi sembra di ricordare che quando venisti a trovarmi al centro missionario mi dicesti questi sono i guardiani della foresta, no? Li chiamano anche così. E questo è un pensiero bello, no? Perché è così importante la presenza di queste tribù, di questi piccoli gruppi etnici in quella terra? E perché va salvaguardata soprattutto? Aiutaci a capire questo aspetto adesso. Sì, le comunità indigene sono le comunità che sempre hanno vissuto in questo territorio, da sempre praticamente sono i primi popolatori di questo immenso territorio dell'Amazzonia. Nei millenni loro hanno raggiunto un equilibrio straordinario tra la foresta e l'uomo, no? Al punto che ehm, loro chiamano la terra come madre terra e prima di ferirla loro anche gli chiedono come il permesso, hanno creato come un'armonia, un dialogo tra la natura e l'uomo, no? E, quindi loro hanno questo gran rispetto per la natura, conoscono molto bene i tipi di piante che ci sono nella selva. E i loro riti sono molto legati alla natura. Loro come adottano anche come un animale, no? Un animale al quale si affezionano e molte volte lo portano anche con sé, lo adottano, no? E si identificano anche con gli animali stessi della selva. E quindi loro ci insegnano veramente a- a tenere questo equilibrio tra la natura e l'uomo e alla selva loro non chiedono di più di quello che hanno bisogno. Uno vede molto la differenza con i contadini che vengono da altre parti della Colombia. Se loro vedono un gruppo di ciguiro, per esempio, che è un animale che si può mangiare della foresta, se ne hanno bisogno di uno e ne trovano cinque, eliminano i cinque animali, no? Mentre che l'indigeno, l'indio, l'abitante autoctono di questo territorio, se ha bisogno di uno, ne uccide uno, perché sa che poi ne avrà bisogno ancora di più. E chiede quasi come il permesso, loro hanno tutti dei riti anche per quando vanno alla caccia, quando devono costruire la malocca, quando devono tagliare una pianta, chiedono come il permesso alla madre terra. Quindi è molto bello. E lo stesso Papa Francesco nella Querida Massonia parla anche un po' di questo, no? Di imparare dagli stessi abitanti autoctoni di questo
territorio, come convivere con la foresta amazzonica. Quindi c'è questo equilibrio. Ed è molto bello, noi in questi ultimi anni abbiamo anche, siamo entrati in dialogo con loro, vabbè, ancora molto prima che noi creassimo questo vicariato, e da anni in questo territorio si è entrati in dialogo con queste comunità, però oggi in modo molto, molto speciale cerchiamo di entrare in dialogo con loro, anche cercando di recuperare certe tradizioni, la lingua, certi riti che con il contatto con la cultura occidentale e globalizzante c'è il rischio che si possano perdere, no? Padre Angelo, Perché ascolta, proprio rispetto a Gianni, sì, questo, dimmi. sì, scusa se ti interrompo, è solo per chiederti una precisazione, perché noi abbiamo sempre il bisogno di capire, no, qui come siamo collegati con queste realtà, no, perché tutta questa questione dell'Amazzonia e della preservazione della foresta è importante anche per noi che siamo qua giù. Qual è, diciamo, il collegamento che ci tiene uniti rispetto a questa cosa? Eh, bene, tutto lo dice anche il Papa nella Querida Massonia, tutto è connettato. Noi non possiamo dire che se siamo in Europa non abbiamo niente a che fare con l'Amazzonia, o quelli che stanno nell'Amazzonia non hanno niente a che fare con l'Europa, con l'Italia, no? Tutto è collegato. Noi siamo nell'Amazzonia e sentiamo anche l'influsso di quello che può essere la contaminazione che possono provocare le grandi industrie, il grande traffico nelle grandi metropoli. Si sente anche nell'Amazzonia perché il clima sta cambiando anche nell'Amazzonia, non solo perché in questi ultimi anni c'è stato disboscamento, ma anche perché per questo effetto serra che si sta creando in tutto il mondo, stanno cambiando anche le precipitazioni nell'Amazzonia. Per esempio quest'anno abbiamo vissuto un anno dove c'è stata molta più pioggia del normale. L'anno scorso abbiamo vissuto un tempo anche c'è stata molta siccità. L'Amazzonia anche è il 20% dell'acqua dolce la troviamo nell'Amazzonia. Gli stessi alberi che ci sono nell'Amazzonia sicuramente sono un polmone, no? Che aiutano a abbassare il calentamento globale, no? E l'Amazzonia ha una altissima biodiversità. Voi trovate in un ettaro una quantità infinita di piante, di erbe, e molte di esse non sono state ancora classificate. Quindi stiamo perdendo anche una ricchezza per la stessa medicina, perché ci sono molte erbe che possono servire per curarci. E poi la ricchezza culturale di questi popoli. Ancora ci sono 110 popoli, lo dice anche il Papa nella Querida Massonia, che vivono in isolamento volontario, e questo è sicuramente una ricchezza straordinaria che rischiano di scomparire perché purtroppo nell'Amazzonia continua la deforestazione, in alcune parti in modo anche molto, molto, molto forte, anche se alcuni governi in Colombia hanno messo leggi molto, molto forti contro la deforestazione, perché si sta prendendo coscienza che questo è un bene della Colombia, dell'America Latina, però un bene anche per l'umanità, per la ricchezza d'acqua e per la ricchezza di ossigeno anche. E Sì, Padre Angelo, quindi guarda, l'Amazzonia è un bene per l'umanità, veramente.
Sì, Padre Angelo, scusa se ti interrompo un'altra volta, ma è solo per Sì. così, raccontare anche, no, di questo nostro incontro, chiamiamolo così, no? Perché questa sensibilizzazione al tema dei cambiamenti climatici e non solo questa connessione, no? Noi connettere per noi è essere connessi. E noi lo stiamo sentendo, anche qui ci sono numerosi eventi climatici che stanno travolgendo l'ordinarietà, piogge, inondazioni, grandinate improvvise, e credo che questi siano dei segnali molto forti di questo cambiamento e quindi in qualche modo siamo tutti chiamati senza differenza a prendere posizione. È come assumerci la responsabilità che parte anche dal nostro stile di vita. Certo non possiamo venire lì e bloccare le deforestazioni, però qualcosa possiamo fare. Ed è per questo che ti abbiamo contattato tempo fa come Commissione Nuovi Stili di Vita per vedere se potevamo creare una connessione tra qui e lì. E mi pare che ci sia venuta un'idea di cui vorrei parlare insieme a te adesso, anche per continuare a farla conoscere. Quindi c'è questo progetto che tu ci hai proposto, che vorrei che adesso brevemente presentassimo, che è un progetto un po' particolare perché non si tratta di piantare alberi, no, ma si tratta di avviare e costruire un centro interculturale. E allora il significato di questa cosa, che è connesso a quello che ci siamo detti poco fa, e poi il collegamento con noi, come facciamo noi a sostenere? Potevamo certamente fare una raccolta di finanziamenti e andava tutto a buon fine, invece noi abbiamo voluto provocare le persone, quindi abbiamo detto proviamo a lavorare sul riciclo. Perché non proponiamo una raccolta di tappi, di plastica e di sughero che possono essere riciclati, che è un'azione che possono fare tutti, dai bambini agli anziani, che si può fare dentro casa senza dover per forza uscire in modo così, senza far tanta fatica. E anche solo il piccolo gesto di conservare un tappo che verrà poi depositato per essere venduto e con il ricavato verrà sostenuto questo progetto è un'azione che ci sembra possa in qualche modo renderci consapevoli e fratelli in questa cura del creato. Allora, che cosa ne pensi intanto tu di questa iniziativa e anche se ci descrivi brevemente questo progetto, come è nato e come vi è venuta l'idea, insomma, che poi parte, credo, da Querida Amazzonia, mi sembra. Sì, quello del riciclaggio sicuramente è qualcosa di straordinario, veramente ci stiamo autodistruggendo, no? Noi lo stiamo proponendo anche lì nell'Amazzonia, almeno lì nel casco urbano, nella cittadina, nel paesino di Solano, stiamo anche proponendo e siamo riusciti col sindaco anche di cercare di vivere anche questa dimensione proprio nella foresta amazzonica. Il progetto è nato, ha una storia molto larga. Noi fin dall'inizio, quando siamo arrivati in questo territorio, dal 51, abbiamo sempre parlato di una pastorale con le comunità autoctone, no? In questi ultimi anni ha assunto una forza molto forte. Noi prima del sinodo abbiamo fatto una minga amazzonica, usando un termine autoctono delle comunità indigene. Minga vuol dire lavorare insieme, no? E proprio in questa minga amazzonica, in questo lavorare insieme, abbiamo riunito anche le popolazioni indigene e autoctone e abbiamo creato una scuola di leaders catechista indigeni, l'abbiamo portata avanti 3 anni e poi vabbè, c'è stato il sinodo, c'è stato Laudato Si, c'è stato il sinodo, le conclusioni del sinodo, bellissimo questo documento, Querida Massonia, tutto questo ci ha portato a dare alcuni passi in più, no? Dopo aver terminato questa scuola con questi leader, con queste persone delle varie comunità autoctone, si è fatta una verifica del lavoro fatto, del cammino fatto
e loro stessi ci hanno un po' come provocato e ci hanno chiesto di creare come un centro del pensamento, in spagnolo sarebbe del pensiero. E quindi in questo centro sarebbe come un centro per incontrarci con gli stessi leader, gli evangelizzatori e loro, e portare avanti un dialogo, no? Per recuperare quelle che sono le loro tradizioni, le loro culture, e assieme fare un cammino, un processo. Quindi stiamo nell'organizzazione di questo centro del pensiero, no? Della spiritualità. Lì entrerebbe anche molto della spiritualità, e come dice anche il Papa Francesco in Querida Massonia, parla anche di riti, di un rito amazzonico. Quindi tutto questo ci dovrebbe portare, non possiamo crearlo noi come teologi liturgici, bisogna crearlo con loro stessi, no? Partendo dalla loro cultura, dalla loro esperienza, della loro spiritualità, una spiritualità molto ricca. L'uomo e la donna autoctone di questi territori è molto molto spirituale. Loro sono molto silenziosi, per quello che ci vuole tempo anche per entrare in dialogo con loro. Per una volta che uno entra, si crea un dialogo molto profondo, non superficiale, veramente molto profondo. Noi abbiamo appena terminato un incontro che abbiamo fatto lì in Solano con le comunità Coregua, che erano 4 anni che non si riusciva a fare un incontro, siamo riusciti a fare questo incontro, e abbiamo avviato anche un cammino di 3 anni, incontrandoci 2 volte all'anno per una settimana. Dovremmo fare anche degli incontri non solo lì nella parrocchia, ma andare realizzare questi incontri nelle stesse comunità, in questa grande casa che loro chiamano Maloca, che è come una casa grande dove possono entrare 50-60 persone, la Maloca per loro è come il centro della spiritualità, è come la Chiesa per noi, no? E lì dove loro si trovano alla sera, gli anziani con le donne, con i bambini, e vanno raccontando la loro storia, perché è un tramandarsi oralmente, no? Le loro tradizioni, la loro spiritualità, il senso anche della vita, delle cose, di tutto questo. Ok, Quindi grazie. il senso di questo centro è entrare in un dialogo profondo di spiritualità con i popoli autoctoni. È bellissima questa iniziativa perché rompe un po' i paradigmi, no? Di dover per forza fare qualcosa per. Invece qui stiamo parlando di avviare processi, no? Di coinvolgere affinché le persone contribuiscano per il loro percorso di autonomia e di ricchezza, di autoconservazione, ma che bello, di spiritualità, perché poi parliamo di questo, no? Parliamo del bisogno che ogni uomo ha, che è quello di recuperare il contatto con Dio, che è anche il lavoro di voi missionari, no? Portare il Vangelo, portare l'annuncio e raccontarlo e poterlo renderlo vivo. E non si può fare, no? Ci stai dicendo, col classico metodo, no? Impostato, va costruito ex novo, no? Poi la Querida Amazzonia ci insegna questo, o meglio, mi sembra che questo pensiero di fondo sia dobbiamo trovare delle nuove modalità perché ci sia un protagonismo più attivo e una partecipazione attiva culturale. Ora siamo in chiusura perché ormai il tè si è raffreddato e abbiamo il nostro tempo a disposizione, quindi dobbiamo, non so, se vuoi fare un saluto veloce, poi ci salutiamo per un altro momento, magari più avanti, ecco, se riusciamo a mantenere questo contatto anche per il progetto, io so che questa cosa ce la siamo già detta, quindi siamo a disposizione e ci rincontreremo di sicuro. Quindi grazie Sì, Padre Angelo.
No, grazie a voi per questa opportunità. Io ho lavorato 15 anni nell'animazione missionaria nel Trevigiano, Vittorio Veneto, Treviso, Pordenone, Udine, quindi ci credo molto a questo tipo di animazione e noi non possiamo chiuderci qui nella nostra missione e voi non potete chiudervi là nella vostra diocesi e voglio approfittare per salutare tutti gli amici di Vittorio Veneto, del Veneto. Vi ricordo moltissimo, tutte le volte che ritorno in Italia vado a visitare gli amici del Veneto e per questo vi ricordo, vi porto nel cuore e sì, rimaniamo in collegamento e grazie anche per la vostra collaborazione per far sorgere, per far crescere questo centro del pensamento indigeno. Grazie veramente. Grazie a te. In una prossima occasione possiamo invitare anche al vescovo o un Sì? altro missionario, come volete. Sarà fatto. Sì, sì, possiamo Possiamo, allargare, possiamo. dobbiamo continuare a tenere vivo il pensiero, questo è il nostro desiderio. Quindi grazie di cuore, grazie veramente, un forte abbraccio. Anche noi ti ricordiamo, sei parte di questa diocesi perché molte persone ti hanno conosciuto, ti hanno incontrato e sanno benissimo chi sei ed è anche per questo che è nato questo collegamento, per recuperare un po' il legame che c'è stato e di mantenerlo vivo più che recuperare. Quindi grazie, un abbraccio fortissimo Padre Angelo, buona missione e buon ottobre missionario perché siamo in questo momento vivo. Va bene, anche a voi, veramente tanti auguri, ci ricordiamo nella preghiera. Ciao, Ciao carissimo, un grazie. abbraccio, ciao Ciao. ciao. Carissimi, allora Ciao. abbiamo finito per questa sera, abbiamo avuto il nostro Padre Angelo, è stato veramente molto bello stare insieme. Grazie anche a Federico della Tenda TV che è qui con noi, che beve il tè in modo diverso, con le cuffie, ci sta seguendo, sorride e alla prossima, ci vediamo la prossima settimana, sempre venerdì alle ore 18.